Ciao a tutti, sono Andrea Fusari, una guida alpina di Inmont. Ciao a tutti, sono Andrea Della Rosa, istruttore della scuola di alpinismo e sci alpinismo della Società Alpina Friulana di Udine. In questa puntata vogliamo darvi dei consigli per affrontare al meglio le vostre escursioni estive. Semplici passeggiate nel bosco, vie ferrate o magari anche qualche arrampicata. Certo, a noi piace molto la montagna e ci piace condividerla. È chiaro però che la montagna è un terreno pericoloso potenzialmente e quindi andarci in sicurezza con pochi accorgimenti ma importanti è fondamentale. Quindi la preparazione, chiamiamola a tavolino, della gita ricopre un ruolo fondamentale. Innanzitutto scegliere l'itinerario più adatto alla propria forma fisica, alla propria esperienza e al gruppo di cui si fa parte anche. Soprattutto al gruppo, perché ovviamente andando in amicizia in montagna si va con delle persone che non sempre si conoscono. La prima cosa da evitare è di andare molto semplicemente a invitare o ad accettare il compagno che non si conosce per la gita in montagna, che magari si unisce all'ultimo minuto o addirittura la mattina stessa, no? Esatto, e non lo conosciamo. Esatto. Quindi la preparazione in toto del gruppo è molto importante. Poi sicuramente andrà approfondita un po' l'evoluzione meteorologica. Un consiglio è quello di non fermarsi ad una fonte sola di previsioni, ma magari fare un check di più voci. E poi è chiaro che se nei giorni precedenti vediamo che ci sono temporali, c'è pioggia continua, quindi sarà anche bagnato in quella giornata, oppure sarà molto freddo, valuteremo anche delle gite che non siano pericolose per il bagnato o non siano eccessivamente fredde, no? Magari a nord, quindi sceglieremo anche in base al meteo. Sicuramente bisogna anche avere sotto controllo tutta la parte che riguarda l'attrezzatura. Quindi un conto è andare a fare una camminata nel bosco, un conto sarà quello di andare a fare una ferrata e quindi sta a noi doverci attrezzare nel miglior modo possibile. Vero, infatti quando vedete quelle crocette rosse sulla cartina tabacco sono dei sentieri attrezzati o delle ferrate, per cui a quel punto, ad esempio, bisognerà valutare di avere l'attrezzatura idonea per fare ferrate. Se vedete puntinato, lo sapete, vuol dire che sono sentieri difficili e quindi attenzione e attrezzatura diversa, magari più corposa. Ed occhio a quei puntini rossi sulla carta tabacco perché ogni tanto sono molto più impegnativi di un tratto con le croci da ferrata. Certo. Oltretutto comunque sui sentieri ci si può sempre informare, lo stato in cui si trovano i sentieri, sentendo il CAI o sentendo le guide alpine è possibile comunque avere informazioni e quindi poi andare a percorrere in sicurezza. E così si può partire, no? E ci si trova la mattina. Ci si ritrova la mattina nel nostro parcheggio e cosa facciamo? Noi dobbiamo abituarci ad una sorta di check mattutino. Prima cosa di tutti, legata appunto alla gestione del gruppo, è quella di informarsi sullo stato generale del gruppo, che tutte le persone stiano bene, che tutti abbiano dormito bene, che tutti abbiano voglia di fare quel giro lì. Guardiamo se effettivamente le previsioni buone per quella giornata si stanno avverando, oppure no, Andre, se in realtà inizia ad annuvolarsi troppo presto, oppure gira vento e nubile temporale. Il meteo in montagna può cambiare molto velocemente e magari noi partiamo con un sole splendido e dobbiamo abituarci a guardare verso il cielo ogni tanto, quando ci fermiamo, quando beviamo e tenere un po' sott'occhio appunto tutta l'evoluzione. E del resto da lì parte un'attenzione alla gita che è destinata poi a esaurirsi solo quando arriviamo, no, coi piedi sotto la tavola a fine gita, nel senso che dopo il check mattutino si prosegue, ma si prosegue sempre controllando. Una cosa importantissima è quello di sapere sempre dove ci troviamo. Non dare mai nulla per scontato, no? Quindi trovare delle soluzioni pratiche per riuscire a individuare il proprio punto dove ci si trova sulla carta ricopre un ruolo fondamentale, no? Soprattutto in vista di un'emergenza. Assolutamente sì, e poi la verifica dei tempi, perché se noi abbiamo previsto che un certo tratto vada percorso in circa 2 ore, è chiaro che se invece vediamo che ci troviamo il pomeriggio inoltrato molto indietro, dobbiamo fare delle valutazioni. È chiaro che una gita di 8 ore, quando la sbagli di un pochino, diventa una gita di 12, ma non è detto che ci siano le 12 ore e che magari di tempo buono e ci siano anche le energie e il margine per fare 12 ore. Quindi stiamo attenti e iniziamo sempre a ragionare anche sul piano B, perché il piano B ci deve sempre essere. Hai detto la parola margine. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo avere un margine temporale, quindi di ore a disposizione, ma anche un margine energetico, no?
Dobbiamo abituarci un po' in montagna a giocare sempre in anticipo. Se noi sappiamo che dal parcheggio a quella malga si sta 2 ore da tabella, noi ce ne mettiamo 4, dobbiamo ragionare anche per il resto della gita. Vogliamo continuare così o ci fermiamo alla malga e torniamo indietro? Quindi la rinuncia fa parte del gioco. Sì, perché di fatto la gita corretta è quella che abbiamo programmato in un certo modo e che poi quando andiamo a farla corrisponde. Non è la gita in cui arriviamo tardi ma ce l'abbiamo fatta lo stesso, perché una volta va bene, 2 volte va bene, ma c'è anche la volta in cui si complica e le conseguenze possono anche essere pesanti. Certo, c'è sempre il soccorso alpino che ci aiuta, però è un'estrema ratio, cerchiamo di non chiamarlo e se dobbiamo chiamarlo, però abbiamo l'attenzione anche di chiamarlo nel momento giusto, no? Ecco. Ovviamente non abusarne, ma anche in caso di realistica necessità non aver paura a chiamare il 112. E poi, cosa fondamentale, Andrea, è anche quella di saper rinunciare. Quando siamo in montagna e vogliamo arrivare in cima, abbiamo il desiderio, no, di portare a casa anche quella gita, ma se il meteo è avverso, i compagni di gita sono in difficoltà, abbiamo trovato delle difficoltà che sono diverse da quelle che ci aspettavamo, dobbiamo anche saper rinunciare. Beh, Andrea, abbiamo visto cosa bisogna fare prima della gita, durante la gita e adesso cosa ci manca? Il dopo gita, ma direi che non abbiamo grossi dubbi, no? Direi proprio di no. Parliamo la stessa lingua. Viva! Viva!